Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3 con le notizie da tutta la nostra regione e non solo, daremo uno sguardo anche a nord-est, ma allarghiamo anche lo sguardo oltre all'estero perché cominciamo dalle immagini impressionanti che circolano ormai da ore sui social in tutto il mondo. Parliamo del terribile attentato di questa mattina sulla spiaggia di Bondi Beach, la spiaggia più famosa di Sydney, dove due persone con grosse armi da fuoco hanno aperto il fuoco. Vedete in queste immagini, avete visto anche gli attentatori che sparavano e in queste immagini il fuggi, il terrore in questa spiaggia dove si stava svolgendo un evento per celebrare il primo degli 8 giorni di Hanukkah, il Festival delle luci dell'ebraismo. Queste immagini invece che stanno facendo il giro del mondo parlano di una persona, un australiano che è riuscito a disarmare uno degli attentatori mentre il suo complice continuava a sparare da un ponticello vicino. Lo dicevamo, si stava svolgendo questa festività ebraica, l'Hanukkah, quando queste persone hanno cominciato a sparare. Ci sono almeno una decina di morti e una sessantina di feriti. A quanto sembra, ovviamente sono tutte le notizie frammentate e frammentarie, sarebbero stati bloccati entrambi gli attentatori, uno di questi anche morto. Gli attentatori appunto bloccati dalle forze dell'ordine di Sydney. Dicevamo almeno una sessantina di feriti, almeno una decina di morti, ma è un bilancio che potrebbe aggravarsi di ora in ora. Scene raccapriccianti raccontano i testimoni e i media australiani. Si teme ovviamente che si tratti di un attentato antisemita. Gli inquirenti non ancora hanno chiarito la matrice, ma è chiaro che la coincidenza con la festività ebraica fa presupporre che si tratti proprio di un attentato antisemita, anche se non ci sono ovviamente ancora conferme e ovviamente è una notizia terribile che rialza, ne fosse confermata la matrice antisemita, rialza il livello di attenzione massima verso gli obiettivi sensibili delle comunità ebraiche in tutto il mondo, anche in Veneto, per non dire che in Australia ci sono, ovviamente vivono e lavorano moltissimi italiani e moltissimi veneti. Quindi queste le immagini impressionanti e l'evoluzione di ora in ora di questo terribile attentato che ha insanguinato Sydney e l'Australia in queste ore. Lasciamo queste immagini terribili, ma poi ci sono altre immagini tremende, che sono le immagini delle tragedie lungo le strade del nostro territorio, non solo la Marca Trevigiana ma anche il veneziano, e c'è cordoglio a Gorgo al Monticano per la morte della 56enne che ieri ha perso la vita in un incidente alla Salute di Livenza, quindi in territorio di San Stino di Livenza, mentre poche ore dopo si è sfiorata una tragedia sempre della strada a Castelfranco. Testimoni dicono di averla vista sbandare, poi l'impatto terribile contro l'albero dall'altra parte della carreggiata. In queste ore il sindaco di Gorgo al Monticano, Firmino Vettori, si è recato in via Aldo Moro per esprimere di persona le condoglianze dell'amministrazione alla famiglia di Lia Gabriela Cimpianu, la 56enne originaria della Romania e residente a Gorgo, morta nello schianto alla Salute di Livenza sulla provinciale 42 di San Stino. Difficile capire se la perdita del controllo della vettura sia da attribuire a una distrazione, a un malore o qualche ostacolo che l'ha fatta sbandare. La seconda vittima trevigiana della strada in 24 ore dopo Eddo Saccon, l'84enne di Gaiarine, morto a pochi passi da casa sua nel frontale avvenuto venerdì sera a Francenigo. Un bilancio che avrebbe potuto essere anche peggiore se i due automobilisti coinvolti in un altro tremendo incidente non fossero usciti miracolosamente vivi dall'impatto che ieri sera ha messo in allarme SUEM e Vigili del Fuoco a Castelfranco. Un impressionante schianto frontale in via Circonvallazione Est all'incrocio con via Boscalto, con una delle vetture ribaltate in un fosso. L'intervento di SUEM e i Vigili del Fuoco è stato tempestivo. Oltre alla necessità di liberare gli automobilisti dai rottami, l'urgenza di mettere in sicurezza una delle due auto, un SUV alimentato a GPL e per questo pericoloso in quelle condizioni. Gli occupanti portati in ospedale sono feriti, ma miracolosamente non in pericolo di vita.
Una tragedia sfiorata, una tragedia invece che si è consumata, ma di tutt'altro genere, quella avvenuta da qua a Polesine. Siamo in provincia di Rovigo, dove l'80enne Agostino Prearo è morto, ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio nella sua abitazione in via Bassa Cornea. A chiamare i soccorsi era stata la figlia, che da diverse ore non aveva più notizie del padre. I vigili del fuoco e il suo malarrivo purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Sono state effettuate le verifiche strumentali sugli impianti di riscaldamento e messi in sicurezza i locali dell'abitazione. Sul posto ovviamente anche le forze dell'ordine. Purtroppo per l'80enne Agostino Prearo non c'era nulla da fare. Ancora la cronaca con le razzie, i furti che colpiscono un po' tutte le province, come quella di Padova. A Cadoneghe sta per entrare in funzione un modernissimo sistema di controllo dei veicoli che entrano nel territorio. A Conselve un anziano fa arrestare il ladro. L'orario è sempre quello, tra le 18 e le 21, quando c'è buio e le famiglie sono a casa. Ladri scatenati a Cadoneghe, soprattutto nel quartiere che si trova a ridosso della tangenziale, via di fuga ideale dopo un colpo. Questi banditi non hanno neanche più timore di entrare nelle case quando dentro ci sono le persone. Sono fenomeni veramente schifosi, scusatemi il termine, ma è incredibile come noi non possiamo vivere in tranquillità nelle nostre comunità e nelle nostre case. Quasi completato l'intervento da 250.000 euro, Cadoneghe città sicura. L'amministrazione sta installando nuove telecamere, in totale saranno 80, che con un sistema sofisticato comunicheranno con polizia locale, carabinieri, questura e prefettura e controlleranno tutti gli accessi al territorio, identificando con precisione i veicoli. Basterà segnalare qualche dato come colore, modello, l'inizio della targa. Basterà solo questo per noi per individuare immediatamente qual è il veicolo e sapremo anche se il veicolo si trova ancora all'interno del nostro territorio comunale oppure è già uscito e anche in quale direzione. Quanto al ruolo dei cittadini, no alle ronde, sì al controllo di vicinato. Noi riteniamo che questo non risolva i problemi, ma aiuti la gente a essere innanzitutto consapevole, in secondo luogo a lavorare e non essere omertosi e girarsi dall'altra parte, quindi quando c'è un fenomeno che vediamo nel nostro quartiere di strano eccetera, lo si comunica per mettere un'allerta generale. Le ronde, quando queste danno l'impressione di volersi sostituire allo Stato, di essere alternativi alla forza pubblica, no, questo non possiamo assolutamente permetterlo. A Conselve intanto un 73enne fa arrestare il ladro. Svegliato dai rumori che venivano dalla porta d'ingresso, ha chiamato subito il 112 e i carabinieri hanno fermato un 28enne, ora agli arresti domiciliari, mentre cercava di scavalcare la recinzione esterna. Aveva con sé un paio di forbici in acciaio e un arnese da scasso, compatibile con le scalfitture rilevate sulla porta d'ingresso. E poi la maxi operazione antidroga contro il narcotraffico da parte della polizia a Venezia, con la rete di narcotrafficanti, una rete nigeriana che smerciava cocaina e droga in tutto il Veneto. Maxi operazione contro il narcotraffico della squadra investigativa della Questura di Venezia e coordinata dalla Procura di Venezia, con 54 indagati di varie nazionalità, per lo più di origine nigeriana, 50 kg di droga tra cocaina, eroina e anfetamine sequestrati anche a corrieri di nazionalità italiana e 7 arresti in flagranza eseguiti tra Veneto e Francia. Indagine di appostamenti, pedinamenti e intercettazioni costata anni di lavoro e partita da Mestre, dal monitoraggio della polizia sul noto quadrilatero della droga, con Via Piave al centro dello spaccio. Partendo dall'analisi, dal monitoraggio dei pusher attivi su Via Piave, siamo riusciti a risalire la filiera, arrivando a tracciare un organigramma di un'organizzazione complessa transnazionale, come le dicevo prima, dedita appunto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui l'indagine si è allargata a Padova, individuata come hub logistico e centro di stoccaggio della droga, per poi risalire fino ai vertici di un'organizzazione criminale transnazionale con base operativa in Olanda e ramificazioni in Italia e altri paesi europei.
4 i principali indagati ai vertici dell'organizzazione, 3 arrestati tra la provincia di Padova, la Francia e l'aeroporto di Venezia, 1 è tuttora latitante. E sono misure cautelari, ci tengo a ricordarlo, che arrivano ad epilogo di progressive iniziative della Procura della Repubblica, della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che ha inteso far accertare la responsabilità delle posizioni più rilevanti a livello associativo. Sono 4, uno dei destinatari del provvedimento è ancora da ricercare. Indagini ancora in corso. Il valore aggiunto di questa inchiesta è di aver risalito la filiera partendo proprio dalle strade di Mestre. Restiamo nel veneziano perché il nostro Lorenzo Maier, collegato al telefono, buona domenica Lorenzo, ci racconta gli attimi di paura che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri con un atterraggio di emergenza a Sant'Erasmo. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, buona domenica Nicola e i nostri senatori. Sì, è un momento di paura, vuol dire anche grande paura. I ieri peggio intorno alle 16, prima di essere visto un aereo ultra aveva appena fatto dall'aeroporto di Nicelli, porto antico d'Italia, appunto e ricevoli ulteriori, ovviamente quella era partito per un volo funzione a comandi del volo ultraleggero, un aereo insieme ovviamente istruttrice ha avuto una presunta perdita di potenza del motore, e la cosa importante è stata che l'istruttrice probabilmente anche un riconoscimento Enzo, scusami, siccome ti sentiamo malissimo, non riusciamo a capire quello che stai dicendo perché sentiamo molto male. Ti posso chiedere se ti possiamo risentire fra poco, magari troviamo un punto in cui ti possiamo sentire meglio, altrimenti non riusciamo a sentire quello che dici. Ti sposti magari un attimo se c'è un punto in cui prende meglio. Allora ci risentiamo fra pochissimo, va bene? Allora risentiamo Lorenzo perché altrimenti così non si riusciva davvero a sentire cosa era successo ieri a Sant'Erasmo e valeva la pena appunto anche capirlo da Lorenzo. Restiamo sulla cronaca, però abbiamo parlato di una vasta operazione antidroga, il narcotraffico, il degrado a Mestre. Torniamo su Treviso. Abbiamo raccontato in questi giorni di diversi episodi proprio in centro di persone che seminano il panico importunando. Abbiamo visto il caso al market di via Risorgimento con le cassiere costrette a usare gli spray urticanti, minacciando, insultando. Non è l'unico caso. Ed è una zona che è quella del quadrante di Piazza Pio X a Treviso che sta diventando un'altra zona calda di Treviso. Ogni giorno ce n'è una qua. C'è preoccupazione nel quadrante di Piazza Pio X, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi che allarmano chi in quest'area centralissima della città di Treviso ci abita o ci lavora. Un anno fa l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo. Quest'estate le scorribande di ragazzi tra plateatici e negozi. Ieri l'aggressività e le minacce di 2 balordi all'interno del Conad di via Risorgimento hanno costretto titolari e dipendenti a barricarsi nel box informazioni per poi spruzzare lo spray al peperoncino in attesa delle forze dell'ordine. La sera prima, nel CAF di via D'Annunzio, un'impiegata è stata minacciata da un uomo molesto entrato nell'ufficio. La signora qua a fianco ci ha chiamato chiedendoci di entrare un attimo in negozio da lei perché c'era un signore che le faceva domande un po' strane, insomma. Si è messa fuori del negozio, non so se a scrivere sui vetri qualcosa, insomma. Per fortuna poi è arrivato anche il signore qua del bar a dare un occhio, dopo un po' è uscita anche la polizia, per fortuna, però. Maria Rossetto, storica ristoratrice dell'Osteria dei Dall'Oro, da tempo chiede maggiore sicurezza. Io avevo chiesto le telecamere, sinceramente, almeno lì sulla mia via. Ad oggi non ho visto niente. Comunque i ragazzi li vedo qua in Piazza Pio X, sono spesso,
vorrei che facessero qualcosa, perché all'inizio, quando mi è successo, c'era abbastanza controlli sia della polizia. Adesso da un mese non vedo più nessuno. Se il titolare del Conad ha fornito a tutte le dipendenti lo spray al peperoncino perché si sentano più tranquille dentro e fuori il negozio, nel quartiere c'è paura, soprattutto tra le donne. Molta, sì, perché la sera comunque qua adesso viene buio presto, in negozio può essere che siamo anche sole, quindi non è per niente tranquillo la zona. Intanto a Treviso c'è anche l'emergenza freddo che riguarda i senza tetto e a fronte del peggioramento delle condizioni meteo e anche di una raffica di interventi del SUEM per persone assiderate o con principi di assideramento, c'è una lettera urgente di diverse associazioni a partire dall'Auser provinciale che ha chiesto al sindaco Mario Conte un tavolo urgente istituzionale. L'obiettivo è affrontare la grave emergenza legata a mancanza di posti letto in città per senza dimora e molti richiedenti asilo presenti sul territorio, associazioni che ribadiscono che, come è noto, decine di persone oggi sono costrette a trascorrere la notte all'aperto, in particolare lo abbiamo visto nella zona del Parc D'Annegro, e quindi una richiesta di intervento urgente da parte del sindaco di Treviso. E intanto ci sono due sorelle sfrattate per morosità che lanciano un appello per trovare un lavoro o per avere un aiuto economico, un caso complesso, sempre a Treviso, che comunque il comune sta tenendo monitorato. Ho scelto, o dovevo pagare l'affitto oppure vivere, perché anche vivere costa ormai, e le bollette e tutto quanto, e allora ho dovuto rinunciare all'affitto. Ho fatto uno sbaglio, di certo, perché avrei preferito pagare l'affitto, e allora mi sono ritrovata con questo debito. Ci hanno già intimato una volta lo sfratto, d'estate è successo, e adesso questo è il secondo avviso: entro 90 giorni dobbiamo andare via. Sono disperate le due sorelle Marras, Tiziana e Giulia, che vivono in una casa popolare in Viale Italia. Il secondo sfratto arriva il 10 marzo prossimo e non sanno dove andare. Il loro è un caso complesso. Abitano a Treviso da 25 anni e negli ultimi 5 hanno perso entrambi i genitori e un fratello, Gianluca, ucciso mentre pedalava sulla Feltrina da una donna moldava che ha perso il controllo dell'auto. A seguito di quel dramma riuscivano ad avere un piccolo risarcimento che però ha fatto lievitare il loro ISEE. Così, quando sono passate dalle case Ater di Via Cisole, abbattute per essere riqualificate, a quelle di Viale Italia, si sono viste aumentare l'affitto a 400 euro e ora hanno un debito che arriva a 5.000. Come a dire, il danno è anche la beffa. Io lavoro, solo io. Da quest'anno ho lavorato in un altro cantiere e guadagnavo 700 euro. Un solo stipendio e basso. Oggi Tiziana ha un part-time che arriva a 300 euro. L'altra sorella è in cerca di lavoro e nessun parente è in grado di aiutarle. Abbiamo chiesto anche all'assistente sociale di inserirle per le cooperative sociali e mi sono rivolta anche al sindaco, ho scritto anche un'email anche all'assessore Manera. Ma non c'è stata ancora risposta. Lo dovevano chiedere se si poteva inserire almeno mia sorella in una cooperativa sociale, almeno per poter avere i soldi per pagare almeno il debito, riuscire a pagare rateizzando, diciamo. Una soluzione potrebbe essere quella di raggiungere il Piemonte, dove il padre aveva una proprietà, ma mancano i fondi anche per il solo trasloco. Tiziana chiede quindi aiuto a chi può, un lavoro, un furgone, per non finire in mezzo alla strada. Se c'è qualche persona che ha le possibilità economiche per riuscire a saldare questo debito e riuscire a parlare con l'Ater se possono lasciarci ad abitare qui, altrimenti l'altra richiesta che faccio, anzi la richiesta più che altro è un appello, mi rivolgo a chi ha la possibilità di aiutarci per il trasloco, eventualmente in questa casa in Piemonte, se c'è la possibilità di avere un furgone e una macchina che ci porti a me e mia sorella e i nostri gatti fino a questo paese in Piemonte, e almeno lì cercheremo di ricominciare. Intanto l'assessore alle politiche sociali, Gloria Tessarolo, ci ha confermato che il caso è monitorato anche dai servizi sociali e che nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il dirigente del servizio casa per valutare come procedere. Allora torniamo a Venezia dal nostro Lorenzo Maier, vediamo se ti sentiamo meglio, credo di sì. Buongiorno Lorenzo, ribuongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola. Eccoci qua, adesso ti sentiamo, raccontaci un po'. Eravamo in un punto evidentemente poco coperto dal segnale. Certo, allora raccontaci da capo gli attimi di paura che ci sono stati ieri a Venezia, nella zona di Sant'Erasmo.
Attimi di paura sì, ma anche una grandissima operazione di salvataggio di grande abilità, perché ieri pomeriggio, poco prima delle 16, un velivolo ultraleggero che era appena decollato dall'aeroporto Giovanni Niceri di San Nicolò all'Isola di Venezia, con a bordo 2 persone, era in un volo istruttivo, quindi c'era l'allievo pilota con accanto la sua istruttrice, un club che si chiama Papere Vagabonde di Caposile. L'aereo era appena decollato dall'aeroporto Nicelli, doveva fare questo volo per poi tornare appunto a Caposile. L'istruttrice Donatella Ricci si è accorta dopo pochi istanti, quando l'aereo però era già in quota, che il velivolo accusava una presunta probabile perdita di potenza del motore. Accortosi di questo, è stata molto tempestiva, molto brava, anche con il sangue freddo, perché ovviamente non ha detto quello che stava succedendo, però ha chiesto all'allievo di assumere lei il comando delle operazioni, e è riuscita a fare un atterraggio d'emergenza in Bacan. Lo ricordiamo per chi non conosce la laguna. Il Bacan è una località conosciuta ai veneziani ma non così famosa, una piccola striscia di terra sabbiosa che solitamente quando la marea non è bassa è anche, diciamo, coperta dall'acqua della laguna, non in questo caso, quindi l'istruttrice è riuscita, prendendo in mano le operazioni, il comando del velivolo, a fare un atterraggio d'emergenza proprio su una striscia di terra davvero sottile, a concludere le operazioni senza commettere dei danni e senza soprattutto che né lei né l'allievo abbiano subito la minima lesione, la minima ferita. I 2 sono scesi, hanno chiamato i soccorsi a cura della Capitaneria di Porto proprio per il punto dove ci troviamo, ma anche dei vigili del fuoco. Nel frattempo i 2 occupanti sono stati anche recuperati da un altro aereo ultraleggero che si è alzato in volo da Caposile per andare a recuperare, diciamo così, i 2 soci, i 2 iscritti. Però davvero una grande operazione, una grande manovra di salvataggio che non era affatto facile portare a termine con questi presupposti e soprattutto con questo risultato, cioè senza che nessuno abbia subito alcun problema. Benissimo, grazie allora Lorenzo Maier, grazie di questo contributo. Lasciamo Venezia, apriamo adesso uno sguardo a nord-est sul Friuli Venezia Giulia e a Trieste in particolare, perché è un caso davvero diventato ormai col tempo nazionale, che oggi vedeva il suo inizio. Era il 14 dicembre 2021, la scomparsa di una donna a Trieste, si chiamava Liliana Resinovic, e quindi oggi 4 anni dall'inizio di un giallo che ancora deve trovare una soluzione. La donna abita a San Giovanni, in via Verrocchio. Le ricerche proseguono incessantemente. Alla vigilia di Natale gli operatori si sono focalizzati sulla zona Boschetto Ferdinandeo senza trovare tracce. Sono stato qua 10 giorni davanti al televisore, pensando giorno e notte, senza dormire, non riuscivo neanche a mangiare. E spero che venga fuori la verità, che venga fuori per capire cosa è successo. Lei non è tipo da andarsene via di casa, capisci? È così che i nostri cronisti raccontarono della scomparsa di Liliana Resinovic e raccolsero le prime dichiarazioni del marito Sebastiano Visintin. Tutto iniziò quella mattina di 4 anni fa, il 14 dicembre 2021, il giorno della scomparsa della pensionata di 63 anni, il cui corpo sarebbe stato trovato il 5 gennaio successivo in un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, in 2 grossi sacchi neri, la testa chiusa in altri 2 sacchetti con
con un cordino che li fissava al collo. Il corpo era avvolto parzialmente in 2 sacchi neri, uno sulle gambe e l'altro sulla testa, mentre la parte centrale era scoperta e lasciava intravedere un giubbotto grigio chiaro. Dopo 4 anni, indagini serrate, numerosi esami e perizie, la riesumazione del corpo e un ribaltamento delle ipotesi della morte da suicidio a omicidio, con tanto di cambio della PM titolare e nel frattempo della figura di procuratore capo, il caso attende ancora una soluzione. L'ipotesi del suicidio, sostenuta dalla PM Maddalena Kergia, fu smontata dal GIP Luigi Dainotti, al quale era stata proposta l'archiviazione, che indicò in oltre 20 punti la direzione che dovevano prendere le indagini, a cominciare dal capo di imputazione, omicidio. Stravolgimenti dell'ipotesi iniziale, da tempo attesi dal fratello della donna, Sergio, che non ha mai creduto a un gesto volontario. Voglio avere delle prove certe e scientifiche proprio su come è morta e cosa è successo. Lei ancora non crede che si sia suicidata in sostanza? No, mai più, proprio mai più. Oggi l'inchiesta è affidata alla PM Ilaria Iozzi e le indagini svolte dalla polizia in stretto riservo. Una sola persona risulta indagata, Sebastiano Visintin, marito di Liliana, per il reato di omicidio, e le indagini sono ancora in corso. E tutti dicono è lui. Capisci? Ti senti preso di mira, insomma, speri che presto ci sarà la verità. La persona si sarebbe suicidato subito, immediatamente. L'uomo si è sempre professato innocente, la vicenda da subito è diventato un grande caso mediatico, con protagonisti, oltre a Visintin, Claudio Sterpin, che sostiene di essere stato l'amante di Liliana, con la quale era alla vigilia di una vita insieme. L'uomo è da sempre convinto che Visintin sia almeno a conoscenza dei dettagli sulla morte della moglie. Perché più ritardiamo, più i colpevoli la fanno franca e purtroppo non solo chi è stato ammazzato, ma anche tutti quelli che le volevano bene sono qua che soffrono ancora e non mi sembra giusto. 4 anni di misteri, 4 anni di un giallo ancora aperto, il servizio della nostra redazione di Tele4. Da TV12 invece, per tornare a parlare, quindi siamo in Friuli, siamo a Udine per parlare di un caso davvero incredibile e increscioso, quello dell'arbitro che è stato picchiato per aver espulso un giocatore. Increscioso episodio che ha visto protagonista in negativo un calciatore della Clark, squadra militante nel campionato regionale di Serie C di calcio 5, durante l'incontro contro il Calceto Manzano che si è disputato nella serata di venerdì 12 dicembre presso il centro sportivo Atzeca di Baldasseria Bassa a Udine. Tutto sembrava regolare quando, allo scadere della prima frazione di gioco, con gli ospiti in vantaggio per 5-1, accade l'inimmaginabile. Shimba Olamba, avanti dei padroni di casa, perde il controllo insultando più volte il direttore di gara Stefano Tomasetic, che obbliga l'arbitro a estrarre il cartellino rosso con relativa espulsione. Il giocatore però, fuori controllo, non ne vuole sapere di abbandonare il rettangolo verde, con conseguente sospensione del match per un paio di minuti. Poi la calma che permette la conclusione del primo tempo. Tutto finito? No. Olamba attende l'arbitro e all'improvviso gli salta addosso e inizia a picchiarlo con violenza. Solo il pronto intervento del delegato regionale del calcio 5 Massimiliano Pali e di un dirigente del Calceto Manzano evitano ulteriori conseguenze. Per il direttore di gara ricovero immediato al pronto soccorso per le lesioni e ferite riportate. Alla fine mascella fratturata. Pochi minuti dopo il pestaggio, giunte sul posto 2 volanti della questura per i primi rilievi e la raccolta delle testimonianze. Tra questi il direttore tecnico del centro sportivo Francesco Spina, che aveva affittato alla Clark la tensostruttura per il match. Abbiamo appreso purtroppo la triste notizia che era stato aggredito l'arbitro in seguito a delle minacce. So che il giocatore lo ha teso fuori e purtroppo l'ha colpito. Ma nei miei 30 anni di carriera purtroppo qualche volta è capitato, ma per fortuna sono veramente pochi gli episodi e vanno isolati quanto prima e per fortuna immagino la giustizia sportiva e non solo prenderà le giuste contromisure a questi gesti. E intanto la FIGC si interroga sul futuro del campionato di calcio a 5 e in generale sugli episodi di violenza che vedono il Friuli Venezia Giulia tra le peggiori regioni d'Italia per liti e aggressioni in campo e contro gli arbitri.
Al momento non è detto, al momento ci fermiamo un attimo per pensare, poi vedremo, non è escluso che si fermi qui. Durissima presa di posizione del presidente regionale della FIGC Hermes Canciani. Dopo il gravissimo fatto di violenza avvenuto a Cossignacco, il campionato di Serie C regionale di calcio a 5 potrebbe dunque essere cancellato definitivamente e la stagione concludersi qui. È un segnale che se noi praticamente non ci fermiamo, qui rischiamo veramente di mandare tutto al calcio 48. Io immagino i genitori o i congiunti di questo povero ragazzo che ha preso questo cazzottone, che gli ha rotto la mascella ed è ancora in ospedale e non si sa adesso se dovrà essere operato o meno, con quale spirito potranno poi pensare che questo ragazzo rivada ad arbitrare sui campi. Quindi dobbiamo farci un esame di coscienza, tutto lo sport, in particolare il calcio, affinché veramente ci sia un unico intento che è quello di salvaguardare questo gioco. Questo è un fatto veramente grave che ci colloca come regione ai primi posti per quanto riguarda questa tipologia, ahimè sconsiderata, di comportamenti da parte dei calciatori, che non sono ragazzi giovani ma sono persone comunque che cominciano ad avere qualche anno e quindi dovrebbero essere, diciamo così, più scaffati e soprattutto più intelligenti prima di compiere determinati atti. In attesa che l'arbitro sia in grado di mettere a referto quello che è successo, la certezza è che il calciatore che lo ha colpito rischia la radiazione, cioè la squalifica a vita, ma non solo. Chiaramente l'arbitro è stato trasportato in ambulanza in ospedale e quindi non c'è stato il referto ancora arbitrale. Adesso verrà chiaramente fornito alla giustizia sportiva regionale che valuterà il da farsi. Ricordo però che esiste anche la parte penale, perché l'arbitro col nuovo codice di giustizia sportiva ha un'autorità di pubblica sicurezza e quindi parte automaticamente, visto che erano presenti anche i carabinieri sul luogo, parte automaticamente una segnalazione alla questura che valuterà poi l'operato di questa persona. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi ritorneremo in Veneto dal Friuli Venezia Giulia e apriremo la pagina politica, c'è ancora cronaca, comunque ne parleremo dopo, ma rivedremo dunque l'avvio ufficiale dopo le elezioni ovviamente dell'era di Alberto Stefani, con la presentazione della squadra di giunta in attesa del Consiglio regionale, il primo della 12ª legislatura che si riunisce domani. Quindi dopo la pubblicità, la squadra di Alberto Stefani. Ho più volte ribadito l'importanza che gli assessori si occupino esclusivamente della loro attività amministrativa, non si perdano in beghe politiche o partitiche. Quindi gli assessori non potranno, occuparsi di questo, dovranno occuparsi a tempo pieno della loro specifica attività. E questo è il messaggio che risuona tra i corridoi del Palazzo Grandi Stazioni nel giorno delle presentazioni ufficiali. Eccola la nuova giunta regionale del Veneto con i suoi 10 assessori chiamati uno a uno dal presidente Alberto Stefani, che inizia calando l'asso un profilo rigorosamente tecnico. Sono onorato di poter dire che il professor Gino Gerosa assume la delega alla sanità, alla programmazione sociosanitaria. Grazie professore, sono onorato della sua scelta. Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, dirigente all'azienda ospedaliera di Padova, guiderà quindi l'assessorato più impattante, quello che da solo impiega l'80% delle risorse di bilancio, scorporato rispetto al passato il referato al sociale, che va alla trevigiana leghista Paola Roma, che avrà anche la delega allo sport e all'abitare. Sempre dalla Lega arriva Massimo Bitonci, nuovo assessore allo sviluppo economico, unico assente giustificato della giornata, che dovrà lasciare il posto di sottosegretario al Ministero del Made in Italy. L'altro leghista è il vicentino Marco Zecchinato, già sindaco Orgiano. A lui le delega all'urbanistica, enti locali, identità veneta. 5 posti in giunta confermati per Fratelli d'Italia, con il veneziano Luca Spavanetto che diventa il vice di Stefani. Il suo assessorato è pesantissimo, spaziando dal turismo al lavoro, materia quest'ultima che non sarà più della polesana Valeria Mantovan, che resta all'istruzione e alla formazione e
si prende la cultura. A Diego Ruzza, già sindaco di Zevio, vanno trasporti e mobilità, mentre Filippo Giacinti, primo cittadino ad Albignasego, si occuperà di bilancio. Da Belluno arriva Dario Bond, anche per lui un superassessorato agricoltura, caccia e terre alte con relativa gestione dei fondi comunitari derivanti. A rappresentare Forza Italia è la padovana Elisa Venturini, consigliere uscente, un passato da sindaco di Casalserugo, per lei protezione civile e ambiente. Pacta sunt servanda, aveva detto più volte Stefani, con riferimento alla spartizione tra alleati, e così è stato, ma la questione è anche geografica, con l'asse del potere che sembra spostarsi a ovest lungo la direttrice Padova-Vicenza-Verona. Il baricentro politico di questa giunta si sposta su Padova-Verona o è una giunta equilibrata tra i territori? È una giunta assolutamente equilibrata, nel senso che intanto garantisce la territorialità di tutte le province. Non solo assessori però, con Stefani che ha sfruttato una possibilità normativa, quella di individuare dei consiglieri delegati. La prima è la veronese Elisa De Berti, assessore uscente, Zaiana Di Ferro, che continuerà a presidiare le infrastrutture, Pedemontana, Via del Mare, cantieri olimpici, su tutto. E poi Morena Martini, insegnante e sindaca storica di Rossano Veneto, voluta da Stefani per aiutarlo nella partecipazione giovanile. Proprio le politiche giovanili restano in capo al presidente 33enne. Faremo tutto quello che si potrà fare perché il Consiglio regionale e ovviamente la Giunta possa garantire un piano importante di coinvolgimento dei giovani alla politica. Come coinvolgere le nuove generazioni, potrei dire come convincere i medici italiani a restare in Italia e non andare all'estero. Questo è un primo punto cogente, che vuol dire restituire dignità, come dire, sociale ed economica a tutte le figure, non solamente i medici, non solo i medici, quindi infermieri, tecnici, operatori sanitari che lavorano all'interno del pianeta salute in Italia. Solo trattenendo i camici bianchi in fuga si può parlare di salute e di sistema universalistico. Questa è la convinzione di Gino Gerosa, una vita in corsia come cardiochirurgo e ora nuovo assessore alla sanità. La sua è una fotografia dall'interno. Ci sono tantissimi problemi ai quali bisogna rispondere e dovremo rispondere naturalmente cercando di rendere ancora più efficace il rapporto tra ospedale e territorio. In tal senso nuove tecnologie e intelligenza artificiale potrebbero fare la differenza, anche se il fattore umano, dice Gerosa, deve rimanere predominante. C'è poi la rete degli ospedali. I presidi fissi resteranno tutti. L'ospedale non è una struttura fisica fatta di mattoni, l'ospedale è una struttura fatta di professionalità. Se fossi un cittadino vorrei delle eccellenze e delle professionalità che si prendono cura di me, non dei mattoni. Quindi prima le competenze, i talenti. Esatto. L'altro fronte caldo, quello delle liste d'attesa, con il professore che lascia intendere di essere pronto a chiedere di rivedere criteri e priorità. Nessuno ha la bacchetta magica, ma le rispondo con una parola. Le liste di attesa devono incontrare l'appropriatezza. E su questo si gioca un'importante partita. È una partita con Roma, con il Ministero anche. Ma è una partita che intanto giochiamo qui. Ma sono tante le partite che si giocheranno e che si sono già giocate. Lo stesso Lucas Pavaneto, da oggi vice di Stefani, conferma come la leader Giorgia Meloni abbia sempre tenuto il punto. E sappiamo insomma che in primis lei ha sempre il controllo e ha scelto sicuramente le persone migliori per rappresentare la Giunta, come le persone migliori per avere insomma le liste che oggi compongono il Consiglio regionale. Di certo si apre una nuova stagione politica dove per governare c'è bisogno di tutti. L'era Zaia è finita. Lunedì a Palazzo Ferrofini la prima assemblea del Parlamentino regionale con un vertice di maggioranza già fissato per mezzogiorno. Il Consiglio regionale che è stato eletto è già un Consiglio regionale equilibrato, quindi non c'è un gruppo consigliare che può fare maggioranza a sé e quindi perché penso che questo sia utile per avere una maggiore discussione anche su determinati temi, che non significa rallentare, ma significa magari arricchire ancora di più quelle che sono le proposte di legge e le iniziative che arrivano dalla Giunta. Pavanetto, capogruppo uscente proprio al Ferrofini, lascerà il posto quasi certamente al trevigiano Claudio Borgia, e trevigiano dovrebbe essere anche il capogruppo della Lega, ovvero Riccardo Barbisan, attuale vice segretario del Carroccio in Veneto. Quanto a Forza Italia, nei minuti e nelle ore precedenti all'ufficializzazione si sarebbe vissuto uno psicodramma. Roberto Rigoni Stern, dato quasi per certo, è stato alla fine scalzato da Elisa Venturini. La diretta interessata non smentisce né si scompone. Vorrei ricordare che dopo il segretario Tosi, la più votata a livello regionale sono io, che ho preso 8.843 preferenze, quindi a fronte di questo io penso che anche
venga in qualche maniera riconosciuto l'impegno, il sacrificio, il consenso che c'è sul territorio. Intanto l'opposizione già cannoneggia, parla di giunta sbilanciata. Jonathan Montanariello del Partito Democratico, Venezia dice è stata messa ai margini e nessun riferimento è stato fatto sulla delega della pesca, e dalla CGIL veneziana si dice che manca una delega su Porto Marghera. Ma chiusa la giunta si guarda al Consiglio e alla sua presidenza. In gioco c'è Luca Zaia, suo vice, l'ex sindaco di Vicenza Rucco, e qui la partita non è chiusa. Siamo rientrati dunque con il panorama della nuova giunta del Veneto. Quali sono state allora le reazioni di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, ma poi anche la nuova geografia interna della Lega regionale che sposta il suo asse su Padova e Verona, con Stefani che lancia la stagione dei congressi per il rinnovo dei vertici del partito nel territorio. Offre diversi piani di lettura la composizione della nuova giunta regionale, sia in termini di rapporti di forza tra gli alleati del centrodestra, sia rispetto alla nuova geografia leghista, il cui baricentro si sposta su Padova con vista Verona, lasciando ai margini l'asse Treviso-Belluno. I 10 assessori che affiancheranno Alberto Stefani rispecchiano sì le proporzioni dell'accordo preelettorale, ma i ruoli chiave sono andati al carroccio e non poteva essere altrimenti, visto il risultato uscito dalle urne. Da Atreiu, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo fa buon viso. Gli assessorati di Fratelli d'Italia sono assessorati strategici. Sulla sanità abbiamo fatto un ragionamento insieme alla Lega, si è deciso di convergere su una figura tecnica, appunto Gerosa. De Carlo parla di squadra che rispecchia le aspettative, quelle post voto, non certo quelle della vigilia. Una giunta forte, rappresentativa, con gli esponenti di Fratelli d'Italia, tutti amministratori, tutti con grande esperienza e tutti pronti a dare il loro contributo per intercettare i bisogni dei veneti e risolvere i loro problemi. Una giunta all'altezza delle nostre aspettative, una giunta forte, coesa, che saprà rappresentare il sentire dei veneti per i prossimi 5 anni. Forza Italia dopo 5 anni torna in giunta regionale e sarà ben rappresentata dalla nostra Elisa Venturini, donna e amministratrice di valore con esperienza e radicamento sul territorio. Così il coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi, mentre, come era prevedibile, l'amministrazione Stefani apre un nuovo ciclo, quello della Lega padovana e veronese. Il carroccio radicchiocentrico è alle spalle, alla veronese Elisa De Berti però questa classificazione non piace. Allora, io vi faccio subito questo discorso semplicemente per un motivo, perché c'erano 10 assessori che rappresentavano tutte le province a livello territoriale, ma un assessore regionale non è un assessore provinciale, è un assessore regionale. Sinceramente come assessore regionale uscente mi sento di aver rappresentato in maniera equilibrata, di aver lottato per tutto il Veneto e mi sento di aver fatto l'assessore regionale. Poi Treviso centrico, Verona centrico, Padova centrico secondo me sono discorsi che lascio così a... Note così di campanile che forse non hanno più senso. Non hanno senso, no. Da Quinto, dove la Lega Trevigiana raduna militanti e sostenitori per l'analisi del voto, rispondono con lo stesso tono Luca Zaia e Mario Conte. Ogni volta ci sono sempre gli stessi commenti. Prima si parlava di giunta troppo spostata su Treviso, ma non lo era. Oggi evidentemente ci sono più assessori padovani, però poi il risultato è che si deve lavorare tutti per i veneti. Direi di finirla anche con questa storia di Zaiani, Bossiani, Salviniani e altre menate del genere, visto e considerato che io non ho mai pensato che il futuro del partito possa essere quello rappresentato dalle correnti. Piuttosto pensiamo a fare in modo di dare risposte ai cittadini. Sono anche convinto che al di là della provenienza, della provincia di provenienza, poi continua davvero la passione, l'impegno e la competenza, quindi saprà il presidente Stefani trovare il giusto equilibrio anche da un punto di vista territoriale. E sempre da Quinto, collegato al telefono, il neogovernatore Stefani pronuncia uno degli ultimi discorsi da segretario, aprendo di fatto la stagione dei congressi, auspicando, dice, siano il più possibile unitari e celebrati in un clima di coesione. E a proposito di politica e a proposito di politica regionale proprio di Stefani, al via questa mattina c'è il nostro Lucio Zanato in collegamento, le storiche fiere di Santa Lucia di Piave, le fiere millenarie di Santa Lucia di Piave, che erano un appuntamento importante ogni anno con la presenza ogni anno di Luca Zaia, che quest'anno non c'è, non è più governatore, ma non ci sono a quanto pare né Stefani né l'assessore all'agricoltura Dario Bondo. Sono assenze che non sono passate inosservate. È così, Lucio? Buongiorno.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, siamo alla 1365esima edizione delle Fiere di Santa Lucia, pensa che sono le fiere più antiche d'Europa. Allora, questa però passerà alla storia come la prima Fiera di Santa Lucia inaugurata non dal governatore Luca Zaia, perché lui di fatto era di casa ancora ai tempi degli asini, se vi ricordate, dei mussi, tanto per stare diciamo in dialetto veneto. Non c'è neanche l'assessore Dario Boni, ha detto giustamente, ma abbiamo invece la neo-assessore Paola Roma, che diciamo è stata la first lady e di fatto diciamo la rappresentanza della nuova giunta regionale. Però sul palco il sindaco Fiorenzo Fantinel questa cosa non l'ha lasciata passare, con grande garbo, però ha detto qui insomma ci voleva il Presidente. Beh, innanzitutto volevo ringraziare Paola Roma, che è un'amica che oggi rappresenta la Regione Veneto, quindi non è soltanto un sindaco. E non è disgiunto il tema del sociale dal concetto della fiera, perché dentro questo grande contenitore a Santa Lucia noi abbiamo dei processi virtuosi e sostenibili che decifriamo ogni anno, da diversi anni, grazie ai volontari e grazie alle associazioni di categoria, per cui questo è molto importante. Certo, abbiamo dovuto segnalare l'assenza del Presidente, immagino che però queste sono state anche ore molto frenetiche che hanno poi visto anche il nascere della nuova giunta, che è un organismo ovviamente fondamentale per il governo del nostro territorio. Contiamo ovviamente che il Presidente e chi gli stilerà in qualche modo l'agenda nel proseguio riconosca questo momento tra i più importanti non solo del Veneto, perché la fiera non solo è la più antica ma richiama davvero personalità che vengono anche da tutto il mondo. Ricordiamo che è una fiera internazionale, per cui sappiamo degli impegni della Regione, sappiamo che quanto prima noi ci sentiremo anche col Presidente per ridefinire un quadro di grande collaborazione, come è sempre stato col Presidente Zaia, all'interno del quadro dell'antica fiera di Santa Lucia. Lei comunque ha preso carta e penna, ha preso il computer e ha mandato una mail, mi pare di aver capito. Sì, perché quando diciamo ho saputo della notizia è stato doveroso da parte del sindaco manifestare, diciamo così, questa tristezza, se vogliamo, del fatto di questa assenza che si sente, ma è una questione più che altro anche passionale. Noi viviamo questo evento 365 giorni all'anno, ricordiamoci, questo è il luogo di fiere, non c'è soltanto questa che è il massimo come non plus ultra della kermesse fieristica agricola, siamo un contributo diciamo anche al paese Italia, perché dentro qui si celebrano movimenti economici e finanziari che caratterizzano il mondo agricolo. Certo, sarebbe stato bello inaugurare questo percorso anche di nuovo corso del Presidente Stefani con l'inaugurazione della fiera, ce ne facciamo una ragione ovviamente, sappiamo che è un po' diciamo in debito con noi e ci terremo conto. Ecco, questa è l'accusa, sentiamo la difesa, no. neo assessore al sociale. Beh, io credo che il Presidente Stefani sia comunque rappresentato da parte degli assessori e io sono qui oggi in rappresentanza proprio perché credo che l'aspetto invece importante della fiera di oggi è che ha potuto far parlare di agricoltura e sociali insieme, di quegli aspetti che non sempre vengono emersi, vengono in emersione, sono quelli degli imprenditori agricoli che fanno fare all'interno della loro azienda agricola delle opportunità lavorative e di inserimento lavorativo alle persone con disabilità, e questo credo che sia il più bel messaggio che noi diamo, e soprattutto anche quello di vedere, come abbiamo visto oggi, i nonni assieme ai nipoti o i nipoti che accompagnano i nonni, perché questa sta nella reciprocità e chiaramente anche in questa opportunità di creare comunità, e quindi questi sono anche i temi su cui il nostro Presidente Stefani si è molto speso. Domani chiaramente ci sarà anche qui l'ex Presidente Luca Zaia, che ovviamente non poteva essere oggi, ma credo che insomma nel rapporto di squadra ci stia anche questo, e credo che in questi giorni il Presidente sia molto anche occupato per tutto. Io credo che col Sindaco Fantinelli invece un'altra cosa importante che rileviamo nel territorio è quello che la Fondazione anche Comunità Sinistra Piave ha portato in questo territorio grazie al lavoro con le società cooperative, con le aziende agricole, ma anche e soprattutto a beneficio di quello che significa sociale. Quindi un nuovo modo per lavorare insieme con le sentinelle del territorio che è il mondo dell'agricoltura. Ma allora il Presidente uscente Zaia sarà qua domani mattina, ma poi deve venire giù, mi pare, giù a Ferrofini, perché mi pare che ci sia il primo consiglio regionale. Domani pomeriggio c'è il primo consiglio regionale e credo insomma che sia anche un'opportunità naturalmente per iniziare un percorso insieme che ci vede tutti ovviamente lavorare per il nostro Veneto. Da ex Presidente della Giunta magari anche a nuovo Presidente del Consiglio?
questo lo deciderà il Presidente Stefani, noi siamo a disposizione. Va bene, allora avete sentito accusa e difesa, naturalmente Assessore, tutto questo poi lo riporterà naturalmente al Presidente Stefani dicendo il prossimo anno non puoi mancare perché mi hanno detto su di tutto? Ma no, io credo che invece questa sia un'opportunità per dire che l'agricoltura e il sociale devono lavorare in stretta collaborazione assieme, anche perché il sindaco Fantinel ben rappresenta anche il mondo del sociale con la fondazione di Comunità Sinistra Piave. Allora, per chiudere, cosa facciamo? Invitiamo tutta la giunta il prossimo anno? Ma guarda, noi abbiamo mandato gli inviti molto prima a tutti i candidati, fra l'altro presidenti del Veneto, proprio per non sbagliarci. Capiamo che sono giorni ovviamente frenetici, La nostra è una attenzione perché ci teniamo, non fossimo interessati alle presenze così importanti non lo sottolineeremo. In questo caso sappiamo che ci sentiremo anche col Presidente Stefani, sappiamo anche della sua sensibilità sul sociale, ho sentito alcuni passaggi durante la campagna elettorale, sono tanti i temi che una Regione Veneto può aprire, ovviamente ci teniamo perché questo non è un passaggio esclusivamente di Santa Lucia di Piave, è un passaggio della nostra comunità, è un passaggio del Veneto. Insomma, io adesso ti ridò la linea perché qui abbiamo parlato, fra virgolette, della polemichetta che poi naturalmente si spegnerà immediatamente e poi ci sentiamo più tardi invece proprio per parlare della fiera, perché vi garantisco ci sono delle cose interessanti che vi racconteremo però dopo, quindi di nuovo a te la linea, ci vediamo intorno all'1:10. A te. Grazie Lucio Zanato, quindi entriamo poi nel vivo delle fiere di Santa Lucia, le antichissime fiere di Santa Lucia. Abbiamo visto Paola Roma in diretta, la sua nomina assessora ha liberato un posto in Consiglio regionale per il primo dei non eletti, parliamo della Lega Trevigiana, e quindi Stefano Marcon, presidente della provincia, che subentra a Paola Roma in Consiglio regionale, ma la provincia non resterà sguarnita, la Lega la governerà fino alla scadenza. In virtù della giunta annunciata oggi dal Presidente Stefani entrerò in Consiglio regionale, quindi è una notizia che mi emoziona perché insomma le emozioni non passano ancorché i capelli imbianchino e questi nuovi ruoli caricano di emozione, caricano di responsabilità e quindi mi approccerò a questo nuovo ruolo con lo spirito di servizio che mi ha contraddistinto in questi ultimi anni. Tutto come previsto, la nomina in giunta regionale di Paola Roma sblocca l'ingresso in Consiglio a Palazzo Ferrofini a un altro trevigiano e leghista, Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia, in carico quest'ultimo che terrà fino alle prossime elezioni, avendo indetto strategicamente il voto per il prossimo 1° febbraio. Indizione avvenuta in tempo utile perché Marcon possa rivestire contemporaneamente entrambi i ruoli e sbrigare l'ordinaria amministrazione, senza lasciare, questo il nodo della questione, la presidenza, seppure pro tempore, al suo vicario Roberto Fava, esponente di Fratelli d'Italia, che sarebbe stata mal digerita dai sindaci del Carroccio. Firmare un decreto ad hoc per sostituire il vicario sarebbe stato uno schiaffo agli alleati, ma lasciare loro quella poltrona in una provincia in cui la Lega alle regionali ha sfondato il tetto del 40% sarebbe stato impensabile. Fin qui retroscena, mentre il segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin, riporta tutto su un piano di pacifica convivenza. Diciamo che l'amministrazione provinciale è comunque in scadenza, scade il 18 di questo mese, per cui le elezioni sono state indette, così come dicevo prima anche per Rovigo in questa data del primo di febbraio. Belluno invece, che alle Olimpiadi andrà un po' più avanti, ma alla fine è una scadenza naturale, e dove verrà individuato poi un presidente che governerà la provincia, l'ente, per i prossimi 4 anni. Tra i papabili il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ma anche i colleghi di Maser, Villorba e Gagliarine, tutti leghisti. Per i meloniani si fa il nome del primo cittadino di Mogliano, Davide Bortolato, ma il Carroccio può contare su un ampio bacino di voti. La Lega conta su un numero di sindaci numeroso, perché contiamo su 40 sindaci e anche quindi sindaci di città importanti, basta pensare a Treviso, ad altre città comunque sopra i 15.000 abitanti. Poi ci si siederà giù e si troveranno gli equilibri. Ora abbiamo anche un po' di respiro in più dopo il risultato delle ultime elezioni regionali, dove, come dicevo anche in altre occasioni, i cittadini ci hanno restituito quella fiducia che magari ci avevano sospeso nelle ultime elezioni politiche ed europee. Lasciamo la politica, quella delle provinciali, un'altra partita che si apre tra Lega e Fratelli d'Italia. Torniamo nel Veneziano e andiamo a Mestre, dove ieri c'è stato il nuovo appello per la liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno.
Sono 393 giorni che Alberto Trentini è chiuso in un carcere di Caracas e noi siamo qui con la Fondazione Pellicani, Articolo 21 e amici, parenti e chiunque per dire non dimentichiamo Alberto. Centinaia di persone hanno partecipato al Centro Culturale Candiani di Mestre alla nuova mobilitazione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini, una partecipazione commovente, come ha sottolineato anche l'attrice Ottavia Piccola, dando la sua voce alla lettera che mamma Armanda Corusso, madre di Trentini, ha trasmesso all'evento per ringraziare gli organizzatori e rilanciare la mobilitazione. Ad Alberto è stata legata la vita e io continuo e non mi fermerò a sollecitare un intervento incisivo per la sua liberazione. Tenere alta l'attenzione è prioritario anche perché già in 2 occasioni, come ha confermato l'avvocata della famiglia Alessandra Ballerini, si è sfiorata la liberazione di Alberto e dopo la scarcerazione di un detenuto francese vicino alla cella di Trentini, più forte ci si deve chiedere perché non Alberto? Bisogna spezzare questo clima pericoloso di silenzio attorno ad Alberto Trentini, secondo me considerato un sequestrato di serie B. Forse ha il reato di solidarietà il suo, perché nella vita lui ha fatto solo solidarietà. Raccogliamo l'appello dei familiari, dobbiamo mobilitarci tutti assieme, soprattutto Venezia, la città di cui è natale Alberto Trentini. Un anniversario tremendo, ieri 30 anni di un disastro, il disastro dell'Antonov, precipitato subito dopo il decollo dell'aeroporto di Villafranca di Verona. Erano 49 vittime, 14 venete, 5 trevigiane. In località Poiane, in via do Subuono, sulla campagna, è appena caduto un aereo. Un C-130. Un aereo caduto? Un aereo? Sì, un C-130. Mercoledì 13 dicembre 1995. Sono passati 30 anni, ma il ricordo della strage dell'Antonov è una ferita ancora aperta per i familiari delle 49 vittime, 41 passeggeri ed 8 membri dell'equipaggio. Era la sera di Santa Lucia, fa freddo e nevica sulla campagna veronese. 49 secondi dopo il decollo dall'aeroporto Catullo Villafranca di Verona, il bimotore turboelica Antonov diretto a Timișoara si schianta al suolo e prende fuoco. Muoiono tutti, 30 gli italiani a bordo, 14 i veneti. Industriali, commercianti, imprenditori. Erano gli anni della delocalizzazione delle aziende venete, in Romania in particolare. Tra le vittime anche 5 trevigiani molto noti nella Marca per la loro attività. Il commercialista Guido Galeotti di Treviso, gli imprenditori Franco Cammelli di Montebelluna e Danilo Furlan di Cornuda, l'artigiana Edith Della Libera di Vittorio Veneto, il commerciante Antonio Cagnetta di Arcade. Le cause del disastro, il secondo più grave in Italia dopo Ustica, sono state attribuite con sentenza definitiva al sovrappeso del veicolo, al quale ha contribuito anche il ghiaccio che si era accumulato sulle ali e non era stato sbrinato. Dopo 30 anni di iter giudiziario, lo scorso agosto si è chiusa in Cassazione anche l'ultima partita dei risarcimenti, tardivi e giudicati da sempre insufficienti dai familiari delle vittime. Siamo stati lasciati soli e dimenticati, continuano a ripetere da 30 anni. Immagini storiche dell'archivio di Antenna 3 con la strage dell'Antonov, il disastro dell'Antonov. C'è una notizia importante che riguarda i trasporti, perché è partita oggi la nuova offerta ferroviaria del regionale di Trenitalia in Veneto. Tra le principali novità torna il collegamento diretto Padova-Belluno con 32 corse giornaliere, treni elettrici monopiano di ultima generazione che offriranno quasi 10.000 posti a sedere al giorno e 8 postazioni bici per corsa. A Belluno con cadenza oraria si potrà proseguire verso Ponte nelle Alpi e Calalzo, Pieve di Cadore e poi Cortina, quindi torna il collegamento Padova-Belluno. A proposito del bellunese invece c'è una brutta notizia, perché i lavori alla Galleria del Comelico a Santo Stefano di Cadore dureranno più del previsto. Il cantiere non si concluderà nell'ottobre 2027 ma a maggio 2028 con 7 mesi in più di chiusure notturne. Lo ha confermato il Ministero delle Infrastrutture rispondendo a una interrogazione parlamentare. Per altri 2 anni e mezzo perciò la galleria resterà chiusa ogni notte dalle 22 alle 6
con accessi limitati solo a pochi autorizzati. Una situazione che ha fatto esplodere ovviamente la protesta degli amministratori locali. Il sindaco di Danta, Thomas Menia Corbanese e il movimento Giovani e Futuro parlano di una scelta inaccettabile e annunciano possibili iniziative di protesta anche in piazze. Il sindaco di Santo Stefano, Alfredo Comis, chiede invece aperture notturne durante le gare olimpiche e lo stop ai camion pesanti anche sulla statale Carnica. La questione sarà al centro di un vertice in prefettura lunedì a Belluno. Riaperta invece ieri pomeriggio, anzi 2 pomeriggi fa, la circolazione dopo l'ultimazione dei lavori sulla cavalcavia in Feltrina a Cornuda, un cantiere da 600.000 euro portato avanti da Veneto Strada in collaborazione con le amministrazioni provinciali e comunali. Ultimati i lavori sul cavalcavia sulla Feltrina in comune di Cornuda, pesantemente danneggiato lo scorso 11 aprile nell'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava un escavatore. Con 3 settimane d'anticipo rispetto al cronoprogramma è stato dunque completato l'intervento che ha visto dal 3 novembre scorso la chiusura totale al traffico della provinciale 84 di Villa Barbaro, nel tratto che dal momento dell'incidente era stato regolato a senso unico alternato grazie ad un intervento di puntellamento realizzato da Veneto Strade per garantire la sicurezza del transito sulla sovrastante Feltrina. Avevamo 2 obiettivi, il primo era quello di garantire subito dopo l'incidente comunque la percorribilità completa sulla Feltrina che ha flussi di traffico importantissimi e quindi questo è stato un primo obiettivo. Il secondo è quello di progettare e realizzare adesso l'intervento di ristrutturazione del cavalcavia in tempi molto contenuti. Siamo riusciti a chiuderlo in anticipo rispetto al cronoprogramma grazie all'impegno dei nostri tecnici e della ditta. Il traffico su questa arteria così importante per la viabilità della Marca e tra il Trevigiano ed il Bellunese è stato quindi regolarmente riaperto. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta, l'ultima parte della prima edizione. Rieccoci in diretta, la prima edizione, ripartiamo dallo sport prima di ricollegarci con Lucio Zanato alle fiere di Santa Lucia, un appuntamento importante, partiamo dal volley, la Marca trevigiana protagonista in queste ore dello sport, questa sera alle 20:30 la finale del mondiale per club che vede il derby tutto italiano tra Limoco, Conegliano e Scandicci, ieri la strepitosa vittoria delle Pantere che hanno battuto 3-1 le brasiliane dell'Osasco Sao Cristóvão Saude, squadra padrona di casa appunto in Brasile, hanno vinto per 3-1 dopo una fenomenale rimonta nel secondo set, dunque la vittoria e il derby tutto italiano con la squadra fiorentina di Scandicci questa sera alle 20:30, sono 41 i precedenti del match tra le due squadre, in 36 occasioni hanno avuto la meglio le Pantere dell'Imoco e quindi sono strafavorite per la conquista di questo ennesimo trofeo in carniere per quanto riguarda le ragazze di coach Santarelli. Dunque finale mondiale per club per Limoco Volley Conegliano, mentre in Europa in Challenge Cup il Benetton Rugby si è fatto valere ieri a Monigo, la seconda vittoria consecutiva in Coppa dopo la vittoria in Sudafrica all'esordio e quindi un cammino importante per i Leoni Biancoverdi di coach Colin McRae. 2 parole, finalmente, e continuità. 2 vittorie consecutive per il Benetton che fanno tutta la differenza del mondo. Arriva in Challenge Cup, la seconda competizione europea dopo la Champions. Un successo pesante dei Leoni. In questo doppio turno di dicembre, infatti, successo in trasferta in Sudafrica con i Lions e ora il 44-31 con i francesi del Perpignan. Ora Treviso può puntare a pieno titolo al primo posto del girone e a giocare in casa quanti più turni possibile di play-off. Perpignan, ultima nel campionato francese, ha la salvezza come priorità e forse questo ha facilitato il compito del Benetton, ma resta comunque un risultato di grande prestigio. 5 mete a 3 con doppietta di Odogu, 9 punti al piede del ritrovato nazionale argentino Albornoz, 10 di Umaga e un punteggio mai veramente in discussione davanti agli oltre 4.000 tifosi di Monigo. Unici brividi sul 24-20 dell'intervallo, con la meta del centro Poulet e ancor più a inizio ripresa.
con il piazzato di Reus per il 24-23. Poi il colpo di Reni di Treviso, le 2 mete di Bernasconi e Mendy e partita chiusa a 20 minuti dalla fine, anche se i francesi non mollano. Sabato prossimo torna l'Urc e a Monigo sarà derby italiano Benetton-Zebre. Così Federico Fusetti nel servizio. Torniamo allora a Santa Lucia di Piave. Abbiamo visto prima l'aspetto politico delle fiere, delle antiche fiere di Santa Lucia di Piave, adesso c'è l'aspetto tecnico e specialistico. Lucio Zanato, buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno di nuovo. Allora, stiamo dalla parte invece proprio per gli agricoltori, ma non solo, perché queste fiere sono per tutti. Faccio presente che se volete venire con la famiglia c'è anche lo spazio per i bambini, ci sono anche i pet, quelli che noi raccontiamo con Agricoltura con Zappettano, quindi gli animali da compagnia, insomma ce n'è per tutti, come dire. Però andiamo più sullo specifico, perché questa è la fiera più antica d'Europa, ma soprattutto è il punto di riferimento per un settore che è quello della viticoltura in particolare. Allora, intanto diamo i numeri con l'amministratore unico Alberto Nadal. Devo dire che questa mattina prendetela comoda perché paesi assediato, cioè bella giornata, tutti hanno detto veniamo qua. Un grande successo, più di 300 espositori, diciamo che poi i numeri quelli sono perché gli spazi che abbiamo sono quelli, quindi se ne avessimo di più potremmo metterne ancora di più. È un auspicio comunque, una crescita incredibile in questi anni qui e un afflusso di pubblico davvero importante, però ho visto tante famiglie, oggi è la giornata dell'agricoltore ma anche delle famiglie e quindi un grande successo, decine di migliaia di persone. Andiamo sullo specifico, aziende tutte quante del territorio oppure anche da fuori con idee nuove, con macchine nuove? No, aziende da tutta Italia, poi alcuni rivenditori storici sono comunque quelli e sono qui presenti, però sempre con macchinari innovativi, perché ricordiamoci che l'agricoltura del nostro territorio, che è un'agricoltura di successo che porta tanti prodotti di qualità nel mondo, fa anche tanta innovazione. E allora siamo con Mauro Donda, che è il direttore del Consorzio Agrario Treviso e Belluno. Direttore, quest'anno si parla molto di droni, per fortuna non da guerra ma per l'agricoltura. Per fortuna, direi che contrariamente a quello che nell'immaginario si pensa, l'agricoltura è costantemente innovativa, c'è un cambiamento continuo che le aziende applicano nelle piccole e nelle grandi cose, a volte con tecnologie assolutamente innovative come quella dei droni, che non è nuova come tecnologia ma nell'applicazione al settore agricolo ha avuto recentemente l'approvazione di un decreto da parte del Ministero che ne consentirà l'utilizzo. Ecco appunto, facciamo il punto, perché dovete sapere che i droni possono essere utilizzati intanto per la fertilizzazione, cioè dare il fertilizzante, oppure per immettere nell'ambiente, si dice, gli antagonisti, cioè gli animali che ad esempio colpiscono la cimice asiatica, giusto per intenderci, ma non si possono usare i fitofarmaci. Adesso? Diciamo non ancora, ma credo che sia un processo un po' inevitabile che consentirà un adeguamento nelle tecnologie dei principi attivi, nelle molecole, perché saranno adattate anche ad essere utilizzate attraverso droni. Ecco, diciamo una cosa importante, perché per chi non è agricoltore significa irrorare in maniera precisa, puntuale e chirurgica, quindi gli elicotteri di una volta scordiamoceli. No, ma pensiamo solo a un fatto, no? Diciamo, i vecchi atomizzatori spargevano per aria e quindi con una traiettoria anche di un certo tipo. Il drone in realtà fa colare sulle coltivazioni, quindi con una traiettoria assolutamente verticale, per esempio, e quindi si propone come tecnologia in grado di ottimizzare, non solo di rendere più efficace e anche agevole il trattamento in alcune aree magari di collina, di montagna, piuttosto che quando i terreni sono bagnati non si può entrare con i mezzi tecnici tradizionali, si potrà fare con i droni. Detto questo, ripeto, l'innovazione la troviamo in giro in questa fiera, il Consorzio Agrario si propone come sempre come punto di riferimento sia per queste nuove tecnologie, sia per tecnologie innovative anche su attrezzature tradizionali. Ecco, ti faccio un'altra domanda, perché molti ad esempio dicono, ieri si parlava dei robot, dei trattori robot, praticamente, che noi abbiamo già visto a Vita in Campo, eccetera, però tutti dicono, ma e se poi ci arriva, faccio un esempio, qualcuno che invece di ci leva la guida a noi e si mettono a guidare loro, magari interferendo, e mettono i trattori, che ne so, li mandano in mezzo ai binari di un treno. Cioè, come si fa a essere protetti da anche queste insidie?
Dunque io credo che l'uomo dovrà essere sempre quello che sta al timone, anche perché se non fisicamente, anche abbiamo visto, si stanno predisponendo dei prototipi di robot per le potature, piuttosto che, quindi qualcosa di nuovo c'è, ma ci dovrà essere sempre, diciamo, un utilizzo che non prescinde dall'umano da questo punto di vista. Ecco, giusto per dire, perché abbiamo pochissimo tempo, chiedo scusa direttore, però avete capito, tecnologia e innovazione, perché l'innovazione in agricoltura e in viticoltura, come dire, dà entrata economica. Teniamo presente che qui di fatto questa è la fiera del Prosecco, nel senso delle tecnologie per il Prosecco soprattutto, quindi molto interesse e soprattutto molto investimento in nuove tecnologie. L'ultima battuta la riservo di nuovo per l'amministratore unico, perché oggi era presente anche il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Gli abbiamo detto: ma lei che è venuto qua, non è che adesso facciamo l'accordo Longarone-Santa Lucia, oppure l'amministratore unico passa dal piano fin su a Longarone? Cosa succede? Ma io sono, orgoglioso di queste avanzi in senso buono, sicuramente la nostra fiera è una fiera di riferimento per il territorio. Ma l'accordo con Longarone e con San Donà come sta andando? Ma a Longarone noi abbiamo fatto quella volta l'accordo sulle fiere del Piave, quindi è sempre valido. Poi si sono successi gli amministratori loro, quindi l'idea di collaborare è sempre presente, è sempre attiva da parte nostra, la disponibilità c'è sempre. Ecco, per ultimo, il prossimo anno ce l'abbiamo ancora qua, lei amministratore? Ma io dico prendiamo un anno alla volta, perché ho iniziato nel 2007 da assessore all'agricoltura, avevo 20 anni e adesso ne ho più di 40 e ogni anno è un impegno. Finiamo bene questa grande manifestazione, poi per l'anno prossimo ci sarà tempo per progettare. Quindi avete capito, bisogna andargli a tirare la giacca perché venga confermato, anzi si confermi da solo per il prossimo anno. Grazie, da Santa Lucia è tutto, stavo per dire Longarone. Avete capito? È freudiano, tutto, è freudiano. Studio. Lapsus freudiano, ti abbiamo preso in castagna. Esatto, grazie. è freudiano. Grazie Lucio Zanato, grazie ai tuoi ospiti, grazie ovviamente a Nicoletta Rizzetto. Allora, cresce l'attesa per il grande concerto di Natale a Treviso, domenica sera 21 dicembre, quindi la prossima domenica al Tempio di San Nicolò ci sarà anche il tenore Fabio Sartori. Quest'anno per festeggiare insieme il Natale torno nella mia città di Treviso per un concerto che unisce orchestra e un coro di 70 voci bianche. Canteremo insieme le più celebri canzoni natalizie che sono sicuro vi faranno emozionare. È un ritorno alle origini ma anche ai classici, quello di Fabio Sartori, tenore trevigiano di fama internazionale. Sarà lui il principale protagonista del grande concerto di Natale trevigiano che si terrà domenica 21 dicembre alle 20:45 al Tempio di San Nicolò, appuntamento clou dell'autunno musicale ideato da Musicantus in collaborazione con il Comune di Treviso, Provincia, Regione, Ministero, Rete Eventi e il sostegno di Banca Prealpi San Biagio. Una serata che regaliamo alla città il 21 di dicembre per il Natale e quindi rappresenta una banca locale, cittadina, che vuole essere un dono per tutta la comunità. Accanto a Fabio Sartori, altri grandi nomi della musica veneta, tutti insieme con i brani più celebri del Natale. Orchestrati dal trevigiano Marco Fedardo, assieme all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il coro di voci bianche dell'Associazione Manzato del Teatro Sociale di Rovigo, diretti da maestro Bruno Nicoli. Un programma che omaggia e richiama quelli che furono i grandi concerti natalizi di Luciano Pavarotti e dei Tre Tenori. Di un percorso culturale che coinvolge tutta la città ha parlato l'assessore comunale Maria Teresa De Gregorio, un evento aperto a tutti, l'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Ti aspetto il 21 dicembre al Tempio di San Nicolò a Treviso. Ciao! E sono state presentate anche le iniziative religiose e culturali per l'anno giubilare mariano che si aprirà ufficialmente l'8 febbraio. Parliamo di Vicenza, l'invito rivolto ai fedeli dal vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, è quello di recarsi a Monte Eberico e sostare per ricevere forza e vigore. Che il senso di questo giubileo, di questo anno giubilare mariano, sia aprirsi alla sorpresa, lasciarci sorprendere.
Una sorpresa che arriverà proprio dal santuario di Monteberico, cuore spirituale della diocesi, che oggi ha riunito in basilica sindaci del territorio e istituzioni per gli auguri che il vescovo Monsignor Brugnotto ha rivolto ai cittadini, presentando nell'occasione le iniziative religiose e culturali che guideranno il 2026. 2026 anno all'insegna delle celebrazioni dei 600 anni delle apparizioni mariane avvenute a Monteberico, che si apriranno ufficialmente l'8 febbraio con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Giubileo per cui si auspica anche la presenza di Papa Leone XIV. Molte persone anche oggi sono prese dallo sconforto, dallo scoraggiamento, sembra che non si riesca ad uscire anche da tante situazioni che ci giungono dalle immagini, penso alle varie realtà della guerra in Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo. Qui vorremmo che ci fosse la possibilità di sostare proprio presso questo santuario dove è custodita l'immagine di Maria, Madre della Misericordia. Maria qui raggiunge il cuore delle persone e proprio facendo incontrare il suo figlio, il Signore Gesù, dona vigore e forza a quanti sono scoraggiati. Allora restiamo in tema perché siamo arrivati all'ultima parte della nostra prima edizione. Come ogni domenica siamo arrivati a Percorsi, l'intervista di Lucio Zanato dedicata a esperienze di vita e di fede. Oggi incontriamo Franca Torresan, avvocato ma anche moglie, madre e animatrice parrocchiale, che ci racconta come la fede l'abbia sostenuta sempre, anche nei momenti più bui, più difficili della sua vita. Allora vi lascio a questa intervista di Lucio Zanato, poi il meteo, a Casa Pappagallo con la ricetta del giorno subito dopo e poi alle 16:20 il musical del 1966 con Angela Lansbury, Mamma Natale. Arrivederci. Nuova puntata di Percorsi di vita e di fede, con noi questa domenica Franca Torresan. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo raccontando il percorso di vita di Franca Torresan. Io sono una donna sposata con Marco. Abbiamo 2 figli, Giovanni e Maria. Giovanni ha 20 anni e Maria 18enne, ha appena preso la patente. Ecco. Nella vita? Io lavoro, un lavoro a tratti impegnativo, però che mi dà anche molte soddisfazioni, e poi faccio dei piccoli servizi nella parrocchia dove vivo. Ecco. Scelte di vita a volte difficoltose, magari soprattutto poi quando si è donna e quindi si ha una progettualità di madre. Sì, ricordo entrambe le gravidanze come 2 momenti in cui è stato particolarmente impegnativo, perché comunque sentivo ovviamente l'importanza di esserci rispetto ai miei figli, però anche di non venir meno a quello che avevo costruito fino ad allora nel contesto lavorativo, e quindi sono stati momenti altalenanti. Poi in tutto questo si è inserita l'esperienza con il nostro primo figlio Giovanni, che non ce ne siamo accorti subito, ma nel tempo, un po' alla volta, è emersa verso il primo anno e mezzo di vita una situazione che in qualche modo rivelava che c'erano delle difficoltà nella crescita, e un po' alla volta poi durante gli anni delle elementari siamo giunti a una diagnosi di disabilità, per cui il tema del lavoro è continuato ad essere importante, ma era ovviamente inserito in un ragionamento e in desideri anche diversi, che erano quelli di esserci soprattutto per Giovanni e poi per Maria, perché in realtà è nata quando Giovanni aveva 1 anno e mezzo, e quindi sì, l'impegno familiare è stato forte, però non credo di essere mai venuta meno, insomma, un impegno anche lavorativo. E questo anche perché durante gli anni dell'adolescenza, grazie anche insomma al prete che avevamo in parrocchia, che era Adelino, sul tema del lavoro c'era un ragionamento aperto in termini molto chiari, che era quello anche che il lavoro poteva diventare uno strumento,
per vivere una responsabilità nel contesto lavorativo, che era innanzitutto quella di cercare di fare quello che si poteva fare in base alle capacità di ciascuno nel modo migliore possibile. E io questa cosa me la sono portata avanti, me la sto portando avanti, assume significati diversi anche poi mentre uno cresce, no? Però diciamo è un obiettivo che poi ti fa star bene, cercare di fare meglio possibile quello che si sta facendo in quel momento. Mai pensato, Dio, ma perché proprio a me? No, fino a questo punto no, non sono arrivata a pensarlo, anche perché in realtà ovviamente per alcuni aspetti facciamo i conti con una fatica quotidiana anche, che magari altri non hanno. Ci sono altri che hanno fatiche ben peggiori della nostra, ben più pesanti, però ci siamo messi subito in una dinamica per cui intanto sentivamo un supporto di un contesto, di legami, di amicizie, della famiglia mia, tantissima, la famiglia di mio marito, ma capivamo che ogni cosa, cioè questo relazionarci con nostro figlio, in qualche modo rivelava tante cose di noi con cui dovevamo fare i conti e che alla fine ci portava a un passo in più nel volerci bene, nel capire come siamo fatti noi, nell'essere anche più, come dire, più umani, meno rigidi, meno presuntuosi di sapere le cose come devono andare e cosa è giusto fare. Ecco, ci ha rimesso in una dimensione diversa, quindi no, non ho mai detto perché proprio a me, ecco. Però diciamo che però la fede in questo caso, se da una parte poteva mettere in dubbio, dall'altra invece la sostiene. Sì, certamente sì, anche perché nostro figlio ha la caratteristica di essere un grande appassionato di tutto quello che è chiesa, parrocchia, fa il chirichetto, conosce tutti i papi, conosce tutti i vescovi, quindi diciamo è un mondo che a lui è diventato molto familiare e che si vive con una certa serietà e precisione, ecco, per cui poi la mia famiglia ha dovuto affrontare due lutti molto, molto grossi, perché mia sorella ha perso un figlio 13enne e quindi in quel momento là, secondo me, si sono anche messi sul campo tanti contenuti profondi che noi come famiglia abbiamo avuto e che hanno trovato anche parola ed espressione. Anche io ricordo molto bene l'occasione del funerale che ha celebrato Don Adelino, che ovviamente era un momento difficilissimo perché fra l'altro è stata una morte pressoché improvvisa, che in qualche modo ha dato voce a un sentire profondo ed ha aiutato anche poi a vivere questo fatto tragico, a convivere, seppur senza negare ovviamente il dolore che in realtà è vivo sempre. Però a metterlo in un orizzonte, diciamo, più ampio, ecco. Con queste vicende, con queste esperienze di vita, come si fa e quale può essere la strada per diventare testimoni di fede? Io credo che più riconduciamo la fede alla quotidianità e dentro diciamo un orizzonte proprio quotidiano che entra nei legami fra le persone, nei dialoghi fra le persone, fra il confronto fra le persone, più riusciamo a toglierla dai palazzi, deve essere una cosa concreta che ha a che fare proprio con chi siamo noi, e quindi anche ogni tanto parliamo anche con mio marito che cosa significa per noi, e certamente è lo sforzo
di leggere quello che ci succede nella maniera più positiva possibile, cioè di non soccombere all'istinto della lamentela, della lamentazione, del mormorare contro Tizio o Caio, ma di avere in qualche modo uno sguardo e una modalità di relazione con gli altri e con il contesto in cui viviamo che aiuti sempre a trovare l'incontro e mai esasperare lo scontro, ecco, o la conflittualità. Viviamo in un mondo che è pieno di conflitti, in cui i conflitti sono anche strumentalizzati, e quindi uscire da queste logiche e cercare altri linguaggi, secondo me, è una forma di resistenza che è molto vicina alla fede, ecco. Se dovesse convincere o comunque instradare qualcuno verso questa strada, cosa gli direbbe? Di cercare quelle persone, che ce ne sono, che vivono in maniera concreta appunto la loro fede attraverso la ricerca della giustizia, anche rispetto a, ad esempio, ci sono dei luoghi anche in città tipo la Caritas o la comunità di Sant'Egidio, che certamente sono contesti in cui magari si parla meno, ma si cerca di rendere Gesù veramente più vicino per tutti, e quindi certamente questi sono luoghi che possono parlare ancora molto a chi vuole capire un po' più di Gesù, ecco. La fede si deve conquistare ogni giorno? Certamente sì, perché voglio dire, non c'è nulla delle cose a cui teniamo, a cui non dedichiamo tempo, quindi non esiste non dedicare del tempo a questo se veramente ci teniamo. Bisogna, cioè, chi amiamo, le persone che amiamo di più in teoria sono quelle a cui dedichiamo più tempo, e quindi anche la fede, se uno la vuole coltivare, deve in qualche maniera viverla come una cosa importante. Ogni giorno certamente sì, e soprattutto rimanendo con gli occhi, le orecchie, lo sguardo attento a ciò che ci succede intorno, perché ci sono molti fatti, molte persone che inaspettatamente ci rivelano la presenza di Gesù. Grazie. Grazie a te.